Amici di Retrobottega, benvenuti, bentornati al nostro appuntamento settimanale. Oggi siamo di nuovo, come sempre, ormai dalla nostra sede operativa di via Pradamano numero 4 ad Udine. Siamo, lo diciamo subito, reduci da un weekend invece veneziano. In compagnia di Paolo Ganza abbiamo trascorso una giornata alla scoperta di Venezia, in particolar modo della sua Venezia, Venezia Complice, che è il libro nuovo di Bottega Errante che è uscito la scorsa settimana in tutte le librerie. Possiamo dirlo subito che è stata una grande giornata, bellissimo, una grande festa, in compagnia di Paolo abbiamo veramente assaporato delle storie veneziane che non conoscevamo e Paolo veramente ci ha accompagnato in giro per Venezia alla scoperta di queste meraviglie. Tra l'altro va detto, siamo partiti da una libreria, la libreria Mare di Carta, altro splendido luogo presidio del libro, e siamo arrivati poi alla libreria Goldoni, quindi abbiamo unito in questo viaggio, in questa camminata, abbiamo unito ipoteticamente questi due luoghi, punto di riferimento per il libro e per la lettura. Non è una giornata a caso oggi, è una giornata speciale perché il 23 aprile è la giornata mondiale del libro, per cui oggi abbiamo pensato di trascorrere questa mezz'ora che passiamo assieme a voi parlando e chiacchierando proprio di libri. Lo facciamo spesso, ma oggi abbiamo deciso proprio di focalizzarci interamente sul libro e sul significato di libro. Chiederei a Mauro però di spiegarci, di raccontarci un po' da dove nasce questa giornata mondiale e per quale motivo è stata scelta proprio questa data. Per cui Mauro, vai. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a te. Allora, oggi è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, che è sintomatico, insomma, questa unione tra queste due cose. Il diritto d'autore, che per chi scrive, per gli autori, insomma, ma anche per gli editori è una cosa fondamentale. Oggi si festeggia la giornata mondiale del libro, che è stata istituita nel 95 dall'UNESCO. E perché il 23 aprile? Perché ci sono due grandi anniversari: la nascita di Cervantes, certo, autore del Don Quixote, e poi la morte di William Shakespeare. No? Due autori non da poco. No, mi correggo: la morte di Cervantes e la morte di William Shakespeare. Due morti, esatto. Quindi oggi è una giornata piena di festa legata al libro. Che cosa dire di questo strano oggetto che sembra non tramontare mai, seppure in eterna crisi? Esatto. Possiamo dire tante cose. I lettori in Italia sono pochi, sempre meno, no? Siamo al 40,5% di lettori che leggono un libro all'anno in Italia, però siamo al 24esimo posto per il tempo dedicato alla lettura, no? Quindi insomma anche lì non andiamo molto bene. Ci sarebbero discorsi molto lunghi da fare anche sui diritti d'autore, ma è meglio non farli. Ci sono anche però delle notizie positive, meno male, nel senso che il libro comunque è la carta, il libro su carta tiene e qualche anno fa vi ricorderete che l'ebook aveva spaventato un po' tutti, doveva essere praticamente la morte annunciata del libro stampato, e invece in Italia non ha attecchito. L'ebook siamo al 5% dell'intero mercato editoriale, confronto al 20% negli Stati Uniti. È come se i lettori italiani e lo zoccolo duro dei lettori italiani, cioè quelli che leggono più di 12 libri l'anno, abbia una predilezione per la carta, per l'odore delle pagine, per la stampa, per l'oggetto anche da toccare. Quindi proprio anche un rapporto diretto con l'oggetto. Lo definirei quasi erotico, no? Un rapporto. Non vogliamo conoscere il tuo. Io ad esempio sono un annusatore di libri, credo che ogni libro abbia un odore suo particolare, che non è l'odore della carta, è proprio l'odore del libro. Però insomma tralasciamo la mia. Non addentriamoci troppo in quelle che possono essere veramente delle verità nascoste. Gli autori italiani, un'altra notizia positiva, tornano a essere tra gli autori più venduti in Italia, quindi anche quello è importante. Case editrici medie e piccole riescono a emergere, a raggiungere, a portare nuova linfa al settore, quindi se poi vediamo il Salone del Libro, i festival, sembra comunque che ci sia un fermento, no? Allora noi siamo fiduciosi e teniamo incrociate le dita, speriamo veramente che il libro non possa morire mai. Però
ci chiedevamo prima di iniziare questa diretta anche come i libri vengono raccontati nei libri. Per cui ho invitato Mauro a fare una sua indagine, ormai lo conoscete per le sue indagini, lui che è un po' il nostro inviato nel mondo della letteratura e dei libri. Gli ho chiesto: ma Mauro, quali sono i libri che parlano di libri? Ce ne sono? Ce ne sono tantissimi, ce ne sono tantissimi, anche di recenti, si va dai romanzi a scrittori che raccontano i propri libri amati. Io ne ho scelti 5 nella mia sempre cinquina, insomma, letale, settimanale. Inizio con allora, Tralasciamo il nome della rosa, sì, che insomma sappiamo già tutti. Conosciamo tutti, ne abbiamo parlato. Citiamo solamente, perché va citato, come un romanzo di Pennac, certo, soprattutto col decalogo dei diritti fondamentali di ogni lettore, che vi invitiamo a riprendere, perché appunto sono una pietra miliare nel mondo del libro e di cosa significa poi essere un lettore. E anche della libertà proprio assoluto che un lettore ha. Quindi è comunque un testo bellissimo da segnalare. Vado sulle cose un po' particolari. Minimum Fax ha ristampato, ha fatto una nuova edizione, io ce l'ho ancora in edizione Feltrinelli, di questo bellissimo libro. Si chiama Scompartimento per lettori e taciturni, di questa grande figura dell'editoria italiana, Grazia Cherchi, che ha vissuto per la letteratura e per i libri, una consulente editoriale, una che ha scoperto tantissimi talenti. E qui, tra le sue scoperte, citiamo Stefano Begni, Alessandro Baricco, Massimo Carlotto, quindi, non dei nomi da poco, una lettrice militante, un'appassionata, una grande divulgatrice della passione dei libri e della lettura. Quindi questo è il primo titolo sicuramente che segnalo. Un altro è Una vita da lettore di Nick Horby, pubblicato da Guanda, scrittore insomma molto conosciuto, anche molto ironico, molto divertente, uno scrittore insomma, che in questo libro racconta i libri che ha ricevuto, i libri che ha recensito, i libri comprati e mai letti, i libri che prima o poi bisognerà in qualche modo affrontare. Certo. Un labirinto di autori, di letture, di suggestioni letterarie che proprio nel suo genere molto 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 fresco, Nick Horby ci porta in questo labirinto di libri. Allora si autoanalizza come lettore e quindi ci porta dentro queste pagine che secondo me sono molto belle. Non citare Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino è difficile in questa cinquina. Alla fine è uno dei romanzi più incredibili della letteratura italiana, del Novecento sicuramente. Un lettore e una lettrice alla ricerca del libro perduto e di un libro che non vuole saperne poi di venire alla luce, no? Allora credo che per chi ama i libri sia un libro fondamentale. E poi altre 2 cose, una veloce, La bambina che salvava i libri, da cui è stato tratto anche il film Storia di una ladra di libri, la storia di una bambina di 9 anni che va a rubare i libri, no? Mi viene in mente adesso, parlando proprio adesso, Fahrenheit 451, certo, che per me è un capolavoro assoluto, è una grande distopia in questo mondo impazzito che distrugge i libri, incendia i libri, brucia i libri, e di questo gruppo resistente che continua la trasmissione dei libri imparando pezzi di libri per farlo sopravvivere, per non farlo morire mai. Sì, credo sia veramente una meraviglia da sottolineare. Un'altra proposta di Minimum Fax è il libro dei personaggi letterari di Fabio Stassi. Praticamente dal dopoguerra ad oggi i più grandi personaggi dei libri, da Lolita a Montalbano, da Harry Potter a Gabriella, insomma da Zivago a Donna Flor. Quindi è una sorta di grande mappa dei personaggi letterari, che attraverso questa mappa ovviamente si parla dei libri, si parla degli autori, è un punto di vista bello secondo me, quello di prendere i personaggi che abbiamo amato, che ci hanno fatto insomma vivere emozioni, e partire da lì per poi parlare di libri. Quindi questa è un po' la mia
cinquina che consiglio oggi in questa giornata speciale per il libro a chi ama i libri. Sì, tra l'altro di libri non si parla soltanto nei libri, No. ma anche in tantissime altre forme di comunicazione, di arte in generale. Allora, nello stesso modo in cui in qualche modo Mauro ha provato a raccontare, a ricostruire una serie di libri che hanno raccontato testi, rapporto con la lettura, eccetera, eccetera, ci è venuto in mente anche di provare a raccontare in quali film e come il cinema abbia raccontato il mondo dei libri, il mondo della letteratura. Facendo anch'io una mappa un po' così ipotetica di una lista di alcuni film che in qualche modo hanno fatto questo, mi è venuto soprattutto in mente che è soprattutto la biblioteca, il luogo della biblioteca o il luogo della libreria, punto centrale, veramente fulcro di questo rapporto col libro. Tu hai citato due libri che sono diventati due grandissimi film, Il nome della rosa e Fahrenheit, chiaramente, in cui veramente due grandi romanzi che poi sono diventati, grazie ai registi che sono alle spalle di questi film, due grandi film. Ma mi viene in mente anche Agorà, in cui la protagonista, che è interpretata da Rachel Weisz, racconta questo film, la disfatta della biblioteca di Alessandria. Spesso, tra l'altro, lo sappiamo, l'abbiamo visto più volte, le biblioteche anche nella realtà sono state colpite per andare a distruggere un intero popolo, un'intera religione. È capitato troppo pochi anni fa, qua vicino nei Balcani, con la biblioteca di Sarajevo, era capitato chiaramente con la biblioteca di Alessandria. Questo è un bellissimo film che racconta questa pagina di storia. Mi viene in mente una biblioteca che è la biblioteca del cielo sopra Berlino, in cui gli angeli che si muovono attorno a questi lettori ascoltano questo insieme incredibile di pensieri, e la biblioteca diventa veramente una grande raccoglitore non più soltanto di libri, ma di tutte quelle che sono le emozioni e le sensazioni di un intero popolo, che in quel momento è quello tedesco. Mi viene in mente il ruolo del libro in un bellissimo film, tratto a sua volta da un grande libro di Stephen King, che è Le ali della libertà, in cui Tim Robbins interpreta questo personaggio che viene incarcerato e che a un certo punto sostituisce il vecchio bibliotecario del carcere, e grazie a quello che fa anche con i libri e con la ricostruzione, in qualche modo l'ampliamento della biblioteca del carcere, aiuta gli altri carcerati e soprattutto aiuta se stesso. Ma poi ce ne sono tanti altri, ne cito alcuni. Mi veniva in mente Elephant di Gus Van Sant, che racconta un terribile fatto avvenuto in una biblioteca, che è quella della Columbine, di cui poi tutti abbiamo sentito parlare, ma anche Matilda sei mitica, che racconta la storia di una giovanissima lettrice che va contro quella che è la tradizione della propria famiglia, che è incollata davanti alla TV e da sola diventa una lettrice e inizia a scoprire, ad amare i libri. Oppure tutte le biblioteche raccontate nei film post-apocalittici, 1997 Fuga da New York, in cui la biblioteca diventa un'altra cosa, oppure The Day After Tomorrow, in cui a un certo punto le persone sono quasi costrette a distruggere i libri per potersi scaldare, ma poi proprio nei libri trovano lo strumento per riuscire a salvarsi da alcune epidemie che sono scoppiate. Chiudo con un film a cui sono molto affezionato, che è un film di Polanski, che si chiama La nona porta, in cui anche lì, all'interno di una libreria, di una biblioteca, scusate, il personaggio di Johnny Depp scopre nuove cose, prende consapevolezza con quello che è il suo presente e con quello che dovrà fare da lì in avanti. Quindi veramente le biblioteche, il libro sono sempre lo strumento per raccontare pagine di vita, ma soprattutto anche per raccontare le consapevolezze che alcuni personaggi si trovano o riescono a raggiungere in quel preciso momento. Oggi non è un caso, ma questa mattina abbiamo dato l'avvio a quella che è la quinta edizione della Notte dei Lettori, questa manifestazione che avviene nel centro di Udine l'8 e il 9 giugno, sì. Ma che oggi abbiamo lanciato in questa conferenza stampa, in cui sono state presentate il percorso di avvicinamento, l'aspettando la Notte dei Lettori, e sono state svelate anche alcune anticipazioni.
questa coincidenza della conferenza stampa della giornata mondiale del libro per la notte dei lettori, che è una manifestazione che vuole mettere al centro, proprio rendere visibile questo popolo dei lettori e metterlo proprio, farlo diventare protagonista per 1 o 2 giorni, è una bellissima coincidenza. E quindi oggi abbiamo insomma presentato il programma che abbiamo racchiuso in questo piccolo libretto, e che racconta appunto tutti questi appuntamenti. Ci sarà saremo presenti come Bottega Errante Edizioni al Salone del Libro di Torino con uno stand dei nostri libri, esatto. Per chi vorrà trovarci, ne parleremo più avanti, ma saremo a Torino anche per presentare la quinta edizione del festival al padiglione del Super Festival, che è questo grande padiglione che racchiude un centinaio di festival, dei più importanti, di festival letterari e culturali. Ci saremo anche noi con un appuntamento il venerdì pomeriggio. Ci saremo io e Remo Politeo della Libreria Moderna Udinese, che come portavoci delle librerie, perché la notte dei lettori è fatta da noi e da tutte le librerie della città, oltre che dall'amministrazione comunale. Certo. E racconteremo un po' che cos'è la notte dei lettori e come si sviluppa in quei 2 giorni. E direi che partiamo, Alessandro, con un po'... intanto raccontare forse quelle che sono un po' le anticipazioni legate alla esatto. quinta edizione. La prima che ci viene in mente è che per la prima volta la notte dei lettori ha una tematica che prova un po' a muoversi attorno alle diverse stazioni. Non toccherà tutte le stazioni perché è una tematica che vuole essere ampia, che vuole essere molto libera, e che è il tempo della lettura, il tempo per sé, il tempo per anche la lettura. Durante la notte dei lettori ci si può prendere il tempo per godere di una lettura pubblica, per fermarsi sui gradini della loggia o di altri posti, altre stazioni della notte dei lettori, per sfogliare le pagine del cuore, e quindi questa è forse la prima grande novità. Poi va detto, la notte dei lettori ha questo nome particolare, Notte dei lettori, e quest'anno per la quinta edizione per la prima volta ci siamo spinti a voler unire questi 2 giorni attraverso proprio un'intera notte da vivere in compagnia del libro. Verrà fatta al Teatro Palamostre di Udine, grazie alla collaborazione e poi di fatto è uno dei partner della manifestazione del CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Verrà inaugurata questa notte venerdì 8 giugno a partire dalle 21:30, grazie alla partecipazione dell'attore e regista Luigi Locascio, che salirà sul palco del teatro e racconterà il suo rapporto personale privato col mondo della lettura, con il libro. Ci racconterà i suoi testi amati, i libri che lo hanno formato come attore e come regista, eccetera, eccetera, eccetera. Terminato questo incontro che apre un po' questa notte, ci saranno una serie invece di appuntamenti, di eventi, di momenti anche giocosi, in cui il libro e la figura del lettore sono protagonisti. Speed day dei lettori, una sala che diventa un luogo in cui potersi anche fermare, a riposare, in cui ci saranno delle persone che proveranno a far addormentare le altre leggendo le fiabe. Poi ci sarà un DJ set, ci sarà tutta una serie di eventi, di appuntamenti, di giochi legati al mondo dei libri, e il tutto si concluderà poi all'alba con un concerto particolare realizzato dagli studenti del Conservatorio di Udine. A condurre un po' questa nottata in teatro, ad aiutare i lettori a muoversi tra questi diversi appuntamenti, ci saranno 2 conduttori d'eccezione, che sono Claudio Moretti e Martina Riva. Questa è una delle prime novità. La seconda, che ci piace sottolineare, che possiamo sottolineare anche perché poi verrà fatta a fine maggio la conferenza stampa di lancio di tutto il programma, è che quest'anno i Giardini del Torso, questo splendido giardino in centro a Udine, vicino alla ludoteca, sarà il teatro di tutta la serie di appuntamenti legati ai lettori più piccoli. Quindi sì, lì per tutto il sabato si svolgeranno laboratori, letture, giochi, tutte dedicate ai ragazzi e ai bambini.
abbiamo voluto appunto cercare di fare un programma ad hoc per loro, e anche insomma che sono i lettori poi del futuro, e quindi insomma ci piaceva dedicare a loro un'intera stazione in cui tutte le librerie, la biblioteca sezione ragazzi, enti e cooperative che lavorano nella promozione della lettura organizzeranno l'intero diciamo programma dedicato ai più piccoli. Tra l'altro ci sarà anche la possibilità per i genitori di affidare i bimbi in questa stazione e poter così muoversi all'interno della città di Udine, del centro di Udine, e godere invece di quelli che sono gli appuntamenti pensati e ideati per i più grandi. Non saremo solo a Udine, no. Prima della notte dei lettori, diciamo che il primo appuntamento vero e proprio è Estensioni. Sì. Estensioni, che è la seconda edizione di questa rassegna che anche quest'anno è ospitata all'interno del Festival Vicino Lontano. È una rassegna che ha come focus le letterature, le culture dell'Est Europa, in particolare dei Balcani, che sono a pochi chilometri da noi, che ci piace sempre cercare un ponte in cui invitare anche per capire che cosa succede in territori così vicini, così particolari, così magici per noi. E quindi insomma avremo una serie di protagonisti che si alterneranno in 3 giorni, tutti in casa Cavazzini, tranne la domenica alla Feltrinelli. E velocemente Alessandro, se magari ci dici gli appuntamenti di questa rassegna. Si inizia venerdì 11 maggio alle 20:30, appunto lo diceva Mauro, in casa Cavazzini a Udine, con questo incontro assieme a Marzia Bona, redattrice di Osservatorio Balcani e Caucaso, e Cecilia Ferrara, che è giornalista ma è anche l'organizzatrice di questo bellissimo festival a Firenze, la Balkan Florence Express, festival di cinema e di letteratura. Faranno un focus su quella che è l'informazione, anche la lettura di determinate informazioni che arrivano dall'altra parte, qui da noi, e capire invece che come stanno realmente andando le cose e quali sono le appunto ultime notizie dall'est Europa. L'abbiamo proprio intitolato così. Si prosegue il giorno dopo, sabato 12 maggio, sempre in casa Cavazzini alle 15, con un incontro dedicato alla biblioteca di Sarajevo. Prima accennavamo quella che è la storia della biblioteca di Sarajevo, e in questo incontro ci saranno Angelo Floramo, Piero Boitani, Miljenko Jergovic e Gigi Riva, quindi 4 grandissimi personaggi, 4 grandissimi esponenti in modo diverso del libro e della figura del lettore, di come sta anche la lettura, che faranno un ragionamento molto ampio su che cosa significhi anche colpire una biblioteca per colpire un popolo, e ripercorreranno altre grandi distruzioni e grandissimi salvataggi. Sempre sabato 12 maggio, più tardi, alle 18:30, ci sarà un incontro proprio con Miljenko Jergovic, forse uno dei più grandi intellettuali, scrittori, uomini di cultura dei Balcani e dell'Est Europa, ma proprio d'Europa. A lui chiederemo una sua riflessione sul mondo e sulla lettura e sulla letteratura nei Balcani, nell'Est Europa. Chiederemo anche a lui quelli che sono i suoi autori e i libri di riferimento, proprio per comprendere, come diceva prima Mauro, come sta la lettura in questi luoghi di cui ogni tanto magari sentiamo soltanto alla lontana una voce. Chiudiamo domenica 13 maggio in libreria Feltrinelli alle ore 16:30 con un incontro assieme a Faruk Sekic, scrittore e poeta, e un altro poeta, Maurizio Matiuzza. Parleremo del dopoguerra, dei fantasmi del dopoguerra, di cosa vuol dire cercare di tornare alla normalità dopo un'esperienza complicata come può essere quella di essere parte dell'esercito bosniaco, cosa che è capitata a Faruk Sekic, che ne ha scritto e ne ha parlato a lungo. Questi sono i 4 appuntamenti. Usciremo però anche da Udine, certo, a partire da martedì 22 maggio in 5 appuntamenti che abbiamo intitolato Jukebox Letterario, curati e gestito, e insomma con la partecipazione sempre straordinaria di un terzetto mitico, ormai insomma noto, e sono Paolo Medeossi, Angelo Floramo e Paolo Patui, che metteranno al centro della scena un vecchio giradischi e estrarranno
un disco, e la musica o il disco stesso, l'oggetto disco, proverà a ispirare un racconto, una storia, una lettura da parte di uno dei tre personaggi. Sono 5 appuntamenti di questo strampalato reading, chiamiamolo così, e il primo il 22 maggio a San Daniele del Friuli, poi il 24 a Cervignano del Friuli, il 28 a Romas di Sonzo, il 31 a Passariano di Villamanì e il 4 giugno a Peletto Umberto, proprio per avvicinarsi più possibile a quello che poi succederà l'8 e il 9. L'8 e quindi la 2 giorni sarà aperta come lo scorso anno da un convegno, da un importante convegno. Lo scorso anno erano gli Stati Generali della Lettura, quest'anno invece è Cara Lettura come stai, vogliamo andare ad analizzare quando la lettura incontra i mezzi di comunicazione. Per questo abbiamo invitato Lorenzo Pavolini, curatore di Ad Alta Voce di Radio 3, e di molte altre cose legate alla lettura e al libro in radio, sulle frequenze radiofoniche. Abbiamo invitato Marta Perego, conduttrice televisiva, ideatrice e autrice di diversi format sul libro in televisione. Abbiamo invitato Paolo Armelli, che collabora con Wired e collabora con molte altre testate, a ragionare sul rapporto tra letteratura, libro, lettura e social media e nuove forme di comunicazione. Tutto questo moderato da Stefano Zucchini, in biblioteca, una mattinata dedicata a bibliotecari, librai, editori, ma anche televisioni, radio, lettori, blogger, curiosi, chiunque abbia il piacere di passare una mattinata a giocare, a ragionare insieme a noi sul mondo dei libri e appunto sul mondo dei lettori. E ritornano 2 grandi appuntamenti in collaborazione con le librerie della città di Udine. Ve li ricordiamo qua perché appunto sono appuntamenti in cui è necessario anche iscriversi sì, o comunque muoversi con un certo anticipo. Ritorna la mitica unica Caccia al Tesoro, ennesima edizione, ha sempre avuto un grandissimo successo. L'anno scorso i partecipanti erano più di 200, quest'anno ritorna con 2 imperdibili appuntamenti, uno dedicato ai più grandi e uno dedicato ai piccini. Si comincia venerdì 8 giugno alle ore 19:30, quella per adulti, mentre sabato mattina 9 giugno ci sarà quella aperta ai più piccoli, ai piccini. E in palio, come sempre, c'è una carriola di libri intera da non dividere con le altre squadre, ma da tenere tutta per sé, e una maglietta in regalo a tutti i partecipanti. Per iscriversi è molto semplice, basta inviare il gruppo, insomma la formazione che parteciperà alla Caccia al Tesoro entro lunedì 4 giugno all'indirizzo cacciaaltesoro_udine@libero.it. Poi tutte queste informazioni ovviamente le trovate sulla pagina Facebook della Notte dei Lettori, sul sito, eccetera, eccetera, eccetera. L'altro grande appuntamento che ritorna in collaborazione con le librerie cittadine è la possibilità di partecipare a Citazioni. Citazioni è questa grande opera collettiva, antologia sì, collettiva che va ad abitare le vetrine dei negozi, le vetrine delle librerie cittadine, e forma quasi un grande serpente letterario che si muove e racconta i libri amati da ognuno di noi. Vogliamo anche anticipare un'altra novità, è quella del contest radiofonico, quindi la radio dei lettori insieme a Radio Onde Furlane. Praticamente cerchiamo le voci che leggono. Voi potete leggere qualsiasi cosa, avete 2 minuti di tempo, in qualsiasi lingua, potete leggere le ricette, l'elenco telefonico o un capolavoro della letteratura mondiale. Non ci interessa, ci interessa che ci passino emozioni, ci passi l'interpretazione, la voce, lo dovete mandare l'MP3 di questi 2 minuti all'indirizzo info@lanottedelettori.it, e una giuria poi selezionerà le 6 voci più intrigante, e la sfida avverrà il 9 giugno sotto la loggia del Lionello, e si sfideranno queste 6 voci e si vincerà una pila di libri, ma anche la possibilità di costruire un contest e di costruire un percorso, un format in radio sulla lettura e sul leggere.
Bene, siamo un po' arrivati anche oggi alla fine, abbiamo raccontato la notte dei lettori, abbiamo raccontato questa giornata particolare dedicata al libro, la giornata mondiale del libro, e l'appuntamento è come sempre a lunedì prossimo. Prima però di salutarci vi diciamo quelli che sono gli appuntamenti di Bottega Errante questa settimana, sono moltissimi, sì, più del solito. Cominciamo oggi, per cui se siete per strada mettete il navigatore, impostatelo verso Vidor, dove alle 20:45 alla birreria Amadeus Angelo Floramo, l'instancabile, l'insostituibile Angelo Floramo, racconterà ancora una volta l'Osteria dei Passi Perduti in compagnia di Elisabetta Tiveroni. Domani ancora Floramo e ancora l'Osteria, questa volta l'appuntamento è a Tolmezzo, quindi se siete da quelle parti andateci. E poi inizia il terzetto di Alessandro Tesinato, sì, che ne fa 3 di fila, 26, 27 e 28 aprile, inizia il 26 a Casal di Scodosia, all'antica trattoria da Valencia, anche dove lui inizia ad andare nelle osterie. Sì, non si ferma più il ragazzo, a presentare appunto Il fiume sono io. Poi il giorno dopo, il 27, sarà ad Albignasego, alla libreria Mondadori, e il 28 sarà invece a Bevilacqua per un evento speciale in collaborazione con l'Unione Comuni Adige Fratta, per parlare appunto del fiume sono io, della Rabbiosa, ancora una volta. Poi ci sarà anche un doppio appuntamento il 27, presenteremo Il volo sopra il mare di Ivo Andrić con Elisa Copetti, la traduttrice, Božidar Stanišić, il curatore, insieme ad Andrea Visentin, a Gruaro con gli amici dell'Associazione La Ruota, che ci ospitano spesso presentazioni e autori, quindi saremo lì, e ci sarà anche una presentazione nuova a un po' di tempo di distanza, quella della città che inizia Perù. Il giornalista Paolo Medeossi parlerà di Udine, parlerà di questa città alla biblioteca di Chiopris Visconde. Quindi insomma tanti appuntamenti. Chiudiamo come sempre con il consiglio del film da parte di Alessandro. Beh, c'è poco da dire, nel senso che oggi è il 23 aprile, domani il 24 aprile esce l'attesissimo film di Paolo Sorrentino, L'oro, dedicato alla figura emblematica di Silvio Berlusconi, la prima parte, per cui non ne sappiamo ancora nulla perché appunto deve ancora uscire, ma l'invito è quello di andare a scoprire che cosa ha tirato fuori dal cappello questa volta Paolo Sorrentino. Noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre qui, sempre con Retrobottega. Grazie a tutti, ciao. Buona serata, ciao!